era chiuso qui dentro un tempo della memoria. Cosa accade? Se si pensa che facevo il figurativo negli anni 60, 59, 58, e che questo dipinto è del 1982, ci si può domandare come mai nell'82 ho messo assieme questo autoritratto. Si può trovare all'interno, al di là di quella che è la figura fisica che vuole rappresentare, degli elementi, per esempio, l'ovale. L'ovale è stato uno dei miei amori, se si può dire così. Si costruisse con due centri. Nasce dallo schiacciamento di un cerchio. Vero? Come tante altre figure geometriche nascono da questi schiacciamenti. Pensiamo al rombo come schiacciamento del quadrato, al romboide come schiacciamento del parallelogramma e così via. Ma fatte queste considerazioni, bisogna fare un salto indietro per capirlo. Quello che precede queste figure sono sempre aspetti geometrici che sono unilaterali, precisi, indistruttibili. Siamo così di fronte a delle opere di carattere classico, cioè sono ordinate secondo il quadrato, secondo il cerchio. Nella sua carriera lei è partito come pittore naturalistico, Sì, e poi è passato via via a un'astrazione di impianto geometrico, e sì, forse quest'opera rappresenta un po' questo passaggio. sì, Ma e perché ha avuto questa trasformazione? ma io dicevo prima che c'è stato un momento di presunzione per parte mia, e cioè quello di aver ormai capito tutto di quello che poteva essere l'arte figurativa. Si presentava sul campo, diciamo, della pittura, dell'arte, questo nuovo modo di intendere, che è un modo ambiguo. Si sente, cioè, da una parte il manierismo che cerca di rifare quello che era già stato fatto, e dall'altro ci si trova di fronte a figure nuove. Perché queste figure nuove? Perché hanno al loro interno, parlo dei due centri, per esempio, dell'ovale, hanno due momenti che vengono lì rappresentati senza essere figurativi, ma che ci sono. Perché ci sono? Perché non fanno altro che diventare i sensori di una questione artistica che sta spegnendosi e una che sta rinnovandosi. Questo è il senso che ha questo ovale dove è contenuto questo autoritratto. Come si può notare, c'è il tentativo della poetica cubista, viene indagata lì con questo spezzare continuamente
il figurativo per portarlo ad una visione tridimensionale, ma dove c'è anche il tempo che lavora, perché il cubismo, secondo quanto pensato, è anche la ricerca della quarta dimensione, cioè il tempo. E uno che produca un quadro del genere, senz'altro ha l'impressione di vedere le cose in modo dove il tempo viene superato attraverso la frammentazione di un oggetto. Io lo chiamo tentativo perché non è stato risolto, è una delle grandi utopie del Novecento. Non è stato risolto ma indagato da grandi artisti. Non si potrebbe non pensare a Picasso. È metafora di un qualcosa quest'opera, il soggetto di quest'opera? Io stavo in una soffitta, fredda d'estate, no, fredda d'inverno e calda d'estate. E lì avevo un tavolino, piccolo tavolo, con sopra di solito c'era qualche oggetto. E anche qui, facendo ricorso a quelle che erano le cose classiche della natura morta, con il tovagliolo, con la bottiglia, con la carafa, eccetera, si vede all'interno tutte queste cose. Questo è il tovagliolo, questa è la base, questi sono i cosi di una sedia, comunque sono liberamente interpretati. Ma quello che ha di positivo, secondo me, intanto è una cosa che io tengo proprio come un pezzo di gioventù, ma soprattutto che ha un colore particolare. Perché questo colore? Perché la ricerca a un certo momento è approdata al colore e al tentativo di rendere plausibile una indagine del genere.